Dopo la tregua di inizio settimana, negli ultimi 2 giorni i casi di coronavirus in Sardegna hanno ricominciato a crescere con insistenza. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 51. Il totale delle persone positive dall'inizio dell'epidemia sale a 1026, numero che comprende anche le 86 persone guarite, 10 in più di ieri, e le 64 decedute, 5 in più rispetto all'ultimo aggiornamento. E quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile Nazionale diramato alle 18. Delle 876 persone attualmente positive nell'isola, 25 sono in terapia intensiva, 106 ricoverate con sintomi, mentre 745 sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nell'isola salgono a 8.918. Continuano a registrarsi i casi di positività tra il personale medico e infermieristico, quello in prima linea nel fronte di questa battaglia al Covid-19. Gli ultimi casi sono registrati negli ospedali di Ozieri, Oristano e nella clinica universitaria di Monserrato e nelle case di riposo del Sassarese. Intanto prosegue l'impegno dei medici militari nel monitoraggio delle residenze per anziani. La Task Force Sanitaria Sardegna, formata da medici e infermieri dell'Esercito e della Marina, si è concentrata sullo screening degli anziani e degli operatori della casa di riposo Papa Giovanni Paolo II di Tula, in provincia di Sassari. Inoltre i medici supportati dalla Brigata Sassari sono tornati nella residenza per anziani di Ossi, dove proseguono i controlli clinici e il monitoraggio della situazione di Villa Gardenia. In entrambe le strutture sono stati effettuati i controlli per favorire l'applicazione delle norme anticontagio. Queste attività rientrano nella più ampia collaborazione tra il sottosegretario della Difesa Giulio Calvisi e la Regione Sardegna, questo al fine di garantire il supporto medico alle strutture sanitarie locali impegnate a gestire l'emergenza Covid-19. Sul fronte delle misure per contenere l'epidemia continuano le interlocuzioni tra Regione e Governo sulla questione dell'app per monitorare i soggetti in quarantena. Roma non ha ancora risposto alle sollecitazioni del Presidente della Regione Cristian Solinas, che anche ieri ha ribadito che la Regione è pronta ad attivare lo strumento tecnologico. A frenare il governo sono le questioni del rispetto della privacy, un ostacolo che a breve dovrebbe essere superato anche a livello nazionale.